Intanto presento Federica Polloni, presidente di Confapi Treviso. Buongiorno Federica. Buongiorno Anna. Federica, l'emorragia delle imprese, i dati sono pesanti per questo 2020, ma la vera stagnazione da che cosa è causata in questa fase, che non è la stessa fase di marzo, ne parlavamo prima? Certo, beh, sicuramente da un effetto combinato, quindi emergenza sanitaria, il susseguirsi di DPCM che in qualche modo hanno reso difficile quella che doveva essere una vera e propria ripartenza, perché si sono in qualche modo susseguite anche diverse fasi di lockdown e oggi stiamo esattamente vivendo questa situazione. Lockdown che forse non sono stati così definiti, così lautamente anticipati, che, no? insomma, al di là del primo periodo, insomma, poi ci sono stati lockdown più o meno morbidi, insomma, è entrata in gioco la colorazione delle regioni con delle restrizioni differenti. Però tutto questo quadro sicuramente sta incidendo nel far venire meno quella che è la fiducia che oggi servirebbe all'impresa per poter veramente investire in una nuova ripartenza. La lentezza, come diceva lei prima, anche di quella che è la macchina delle riforme in questo momento non aiuta a mettere a terra quegli elementi necessari che oggi più che mai risultano indispensabili, proprio perché ci pensavo anche stamattina, ormai è da un anno che ci troviamo in questa situazione, continuiamo a definirla emergenza, però forse dovremmo uscire da questo concetto e iniziare a pensare che la velocità a cui spesso ci siamo riferiti, con cui anche il nostro governo ci deve aiutare, no? A riappropriarci di quello che in questo momento ci è stato tolto da questa crisi, deve essere immediatamente messa sul campo. Da sempre si è detto che le partite IVA sono state quelle più penalizzate, quelle non garantite. Nel vostro comunicato stampa sì, voi dite che nel 2020 1822 piccole e medie imprese in Veneto non ce l'hanno fatta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono imprese che sono cessate, che cessazioni effettive. Esatto, esatto. È uscito proprio nei giorni scorsi un comunicato stampa in cui il collega Jonathan Morello Ritter commentava i dati di Unioncamere su quello che è proprio un'analisi della demografia delle aziende e quindi l'analisi di quello che è il saldo tra nuove aperture, nuove iscrizioni e cessazioni. Abbiamo purtroppo come Nord-Est e come Veneto in particolar modo vinto una medaglia di cui non siamo fieri e questo perché poi parlo anche della nostra provincia di Treviso che nelle province venete si posiziona al quarto posto, no? Per saldo negativo, sono state all'incirca 500, è pari a 500 il saldo tra nuove aperture e cessazioni e questo perché in parte sicuramente è un fenomeno a cui avremmo assistito a prescindere dal Covid perché fa parte anche del naturale ciclo di vita di un'azienda. Quello che viene proprio a mancare però anche in questo momento è la fiducia e il coraggio di intraprendere delle nuove esperienze imprenditoriali e questo poi si riversa in maniera assolutamente collegata a doppio filo su quello che è l'andamento del mercato del lavoro, quindi altro dato estremamente interessante e al tempo stesso preoccupante è che in Veneto nel 2020 abbiamo perso 11.500 posizioni lavorative dipendenti. Le assunzioni sono diminuite del 24%. I settori colpiti rimangono quelli che insomma citiamo da tempo, quindi commercio, ricettività, turismo, moda, occhialleria, arredamento legato soprattutto al settore del contract. L'unico settore che sta reggendo e che ha registrato dei dati equiparabili a quelli del 2019 è il settore delle costruzioni industriali. Dicevo 11.500 posizioni perse, di cui 6.000
collegabili ai contratti di apprendistato. Quindi è anche saltata questo, tutta quella parte. Esatto, anche questo insomma è un dato che ci deve far riflettere. Cosa avrebbe dovuto esserci dal punto di vista di politiche governative? Qui appunto parliamo proprio di crisi perché questo tipo di emorragia così pesante non allora accadesse. sono state messe in campo delle misure proprio a tutela, a salvaguardia dell'occupazione stabile, ed effettivamente i dati di cui stiamo parlando risentono anche in maniera positiva di queste misure. Quello che è stato scaricato nel mercato dell'occupazione, quindi gli effetti del lockdown, si sono scaricati soprattutto sull'occupazione temporanea e magari sull'avvio di nuovi rapporti lavorativi. Cosa sarebbe servito? L'uscire dal concetto per cui continuiamo a mettere in campo strumenti ordinari e avere più coraggio nelle scelte a sostegno delle politiche attive del lavoro. Poi ci stiamo ripetendo da tempo, ed è stato anche oggetto dell'audizione al Consiglio dei Ministri a cui ha partecipato il nostro Presidente nazionale, che il piano degli investimenti deve essere supportato da riforme che non possono più essere procrastinate, che sono quelle riforme che ci chiede anche l'Unione Europea, a fronte di una somma importante che ci verrà riconosciuta con il Recovery Fund, una somma che in qualche modo ci viene data perché siamo stati tra i paesi più colpiti da questa emergenza sanitaria. Quindi le aziende Recovery Fund lo attendono come l'aria, cioè la benzina che fa ripartire. La benzina che fa ripartire, però se viene messa dentro la macchina giusta. Quindi aspettiamo le riforme e aspettiamo anche questo tipo di intervento. Il nostro paese da anni si posiziona agli ultimi posti nella classifica di crescita del PIL. Quindi non è un problema che è stato scatenato dall'emergenza Covid, ma che si aggiunge mettendo a nudo e in evidenza tutti quelli che sono i limiti che forse in questi anni non abbiamo affrontato. La prima riforma forse è quella di snellire la macchina burocratica, no? Assolutamente. Che è un grande freno per le imprese. Pubblica amministrazione, macchina burocratica, iter di accesso anche agli investimenti e anche a quelli che sono gli incentivi per le imprese, perché se noi mettiamo a disposizione delle somme, ma quello che è il processo per poi poter godere, no, di questo aiuto da parte delle aziende è un processo lungo, i cui tempi a volte anche di riconoscimento superano l'anno e mezzo, 2 anni. Noi assistiamo a delle aziende che hanno delle pratiche che sono state autorizzate, approvate, che a distanza di 1 anno e mezzo non si sono ancora visti arrivare questi soldi a fronte di investimenti veramente importanti. Ecco, 2 velocità, no? La velocità dell'impresa, del sistema di produzione e la velocità invece insomma delle leggi, delle regole, della macchina operativa. Federica, ha sentito che cosa ha detto Baretta? Superare i codici Ateco, ragionare sul fatturato, questi saranno i nuovi ristori. Bene. Sì, corretto come ragionamento, perché a volte ragionare appunto sui codici Ateco non permette di andare a analizzare in maniera proprio dettagliata quella che è la filiera agganciata ai codici Ateco, che poi invece sono oggetto del decreto ristori. E le aziende, soprattutto nel nostro territorio, sono interconnesse, quindi quando noi pensiamo e registriamo quello che è un danno importante, forse il più visibile per alcuni settori, e penso alla ristorazione, ricordiamoci che l'impresa che opera in questo campo è un'impresa che si rifornisce da altre aziende che sono produttrici, oppure le aziende che aprono in questo settore si riforniscono da aziende del settore arredamento che operano nel contract. Quindi inevitabilmente nel momento in cui ci troviamo di fronte a importanti cali di fatturato per loro, prima o poi, e questo noi lo stiamo già registrando, tutto ciò si riversa anche su chi è all'interno della loro catena di fornitori. E anche perché poi dati importanti si sono registrati in termini di perdite occupazionali anche nel settore servizi, di chi poi insomma è a supporto di queste realtà per altri temi.